saputo i nomi di 3 acquisti ieri sera sul tardi, perché ritengo che questo sia il ruolo di un amministratore delegato e lasciare la delega tecnica totalmente a chi deve fare questo per mestiere. Come per gli altri acquisti, l'unica cosa che ho raccomandato alla direzione tecnica era capire che ragazzi erano e che ragazzi sono, perché ritengo che prima ancora che i giocatori bisogna essere, in alcuni casi ragazzi, in alcuni casi uomini. Ha avuto questo tipo di garanzia, per il resto la parte tecnica, ripeto, non spetta a me. L'unica cosa che posso dire è che anche l'allenatore è soddisfatto di questi ultimi movimenti, spero che siano soddisfatti anche i giocatori. L'ho detto l'altro giorno a chi usciva dal Padova, in questa società bisogna esserci con entusiasmo e felici. Questi sono i 2 presupposti iniziali. La società vi metterà nelle condizioni migliori per poter rendere al massimo. Questo ragionamento che io ho fatto spessissimo con voi. Noi stiamo costruendo non una squadra di calcio, ma una società di calcio. Società di calcio significa anche fare punti, che la società che funziona e che è organizzata porta a casa più punti anche in termini sportivi. Voglio fare polemica con quello che è successo l'altro giorno, ma ritengo, viste tutte le mail che arrivano e qualche commento anche un po' esagerato e non ben informato, posso dire con forza che a questa società, poi può succedere di tutto, ma un episodio di quel genere probabilmente non sarebbe successo, perché sappiamo come funzionano gli impianti, sappiamo quali sono i rischi. E vi faccio l'esempio della prima partita che abbiamo giocato in casa con il Trapani. Voi dovete sapere che l'impianto di illuminazione dell'uranio funziona con l'Enel. In caso di mancanza di energia elettrica entra in funzione un generatore di corrente. Per essere ancora più tranquilli, proprio nella prima partita con il Trapani abbiamo affittato un ulteriore generatore di corrente e l'abbiamo pagato, perché se non funzionava il generatore di corrente scattava automaticamente quell'altro. Questo per dire cosa? Che bisogna capire perché certe cose avvengono. Poi posso anche comprendere l'amarezza di chi ha subito questa cosa, perché il campo non era il loro, ma il campo non era il loro a questo punto significa molto poco, perché prima di accettare di giocare su un campo bisogna che uno si verifichi al 100% come siano le condizioni tecniche. Non è bello vincere a tavolino, ma non è nemmeno bello che società si impegnino in termini di organizzazione, in termini anche economici, sull'organizzazione della società. L'ho sempre detto, noi ieri probabilmente avremmo potuto fare tanti altri acquisti se avessimo tralasciato le cose che noi riteniamo come società fondamentali. Quindi dobbiamo rimettere le mani, come voi sapete, sugli impianti, dobbiamo mettere le mani su tante altre cose e allora preferiamo un acquisto in meno, ma investimenti che ci porteranno probabilmente a medio termine o a breve termine dei risultati. Questo lo volevo dire perché, ripeto, di voci se ne sentono tante, ma sentirsi dire della non sportività, per me la non sportività, la cultura non sportiva e il non fair play è quello di società che magari, no, l'ho sempre detto, ve lo ripeto, non pagano gli stipendi, non pagano l'IVA, non pagano l'IRPEF, non pagano gli oneri contributivi e comprano giocatori. Questa è non sportività. Noi su questo siamo sportivissimi e sfidiamo tutti su questo campo.
Poi è chiaro che anche per noi il campo, quello dove si gioca la partita, è importantissimo e fondamentale, però non è l'unico campo sul quale vogliamo giocare. Quello che